ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. La Corte di Assise di Catania ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica per Filippo Asero, responsabile del femminicidio di Ada Rotini. La vittima, originaria di Noto, è stata uccisa a 46 anni da suo marito, dalla quale si sarebbe dovuta separare l'8 settembre del 2021. La richiesta di perizia era arrivata dal difensore di Asero, l'avvocato Gaetano Schilirò. I familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile e sono difesi dall'avvocato Giuseppe Cultera, si erano opposti a tale proposta, che è stata poi respinta dai giudici. La prossima udienza per il caso è fissata per il 13 aprile. Continuano le aggressioni al personale sanitario in Sicilia. Un medico di base che lavora a Ficarazzi, Giorgio Clemente, è stato aggredito da un paziente che, dopo essere entrato nel suo ufficio, ha danneggiato la sala d'attesa della struttura. L'uomo, in preda all'aggressività, avrebbe distrutto vetri, porte e tirato sedie in aria. Quasi tutta la sala d'aspetto è stata danneggiata. Il medico però non sembrerebbe aver riportato lesioni. Sul caso stanno indagando i carabinieri per identificare l'autore, grazie alle telecamere di videosorveglianza e grazie anche alle testimonianze dei presenti e del medico. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto agli uffici di effettuare una mappatura urgente dei corsi d'acqua presenti in Sicilia e di redigere un piano straordinario di interventi per la loro manutenzione. Questo è stato sollecitato dopo l'ennesima alluvione che ha colpito la zona sud-est dell'isola. Schifani ha riunito i dirigenti generali dei dipartimenti regionali coinvolti. Inizialmente si interverrà sui 4 fiumi che sono stati la causa degli allagamenti recenti nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. L'obiettivo è quello di garantire la manutenzione di tutti i fiumi e i torrenti dell'isola nel lungo periodo. Ed è finita nel carcere di Piazza Lanza di Catania una donna di 36 anni di Adrano, protagonista di numerose truffe messe in azione in tutto il paese. La donna era già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In diverse occasioni lo avrebbe manipolato per evadere dai domiciliari. Quando veniva denunciata per i suoi gravi e ripetuti reati, forniva giustificazioni irrilevanti di natura personale. Per questo motivo l'autorità giudiziaria competente ha deciso di sostituire la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16 con nuovi aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona giornata.